Lo aveva sottolineato nella poesia Vengono i giorni. La scelta di vita di alcune persone rimane grazie alle vie a loro dedicate. E così è accaduto per l'autrice di quei versi, Elena Bono. La fontana di Piazza Matteotti, nel cuore della città che lei ha amato, da ieri porta il nome della poetessa. Elena proprio ricorda i suoi amici e compagni morti per la libertà che sono diventati nomi di piazze e di strade, e quindi è una cosa bellissima che oggi anche Elena faccia parte di questo novero. C'è poi una curiosità. Elena Bono, nel suo testamento, aveva espresso il desiderio che il comune, qualora avesse voluto ricordarla, scegliesse proprio una fontana. Un fatto non noto agli organizzatori e all'amministrazione quando hanno pensato alla fontana di Piazza Matteotti e visto da molti come un segno della presenza di Elena Bono. È il segno della vita, dell'acqua che scorre, insomma Elena aveva, l'acqua è sempre, è anche poi per una credente il battesimo, quindi l'acqua come segno battesimale che purifica. Alla base della fontana è stata posta una targa con il nome di Elena Bono e la frase «Libertà e schiavitù, il problema è quello della necessità della scelta». Il significato è legato al momento storico in cui stiamo vivendo, è un momento in cui c'è bisogno di coraggio e la capacità di scegliere per poter vivere nella legalità e non essere schiavi di ideologie o di discorsi che ci vengono imposti da altri. Elena Bono era una persona che ha scritto tanto, ha partecipato, ha fatto molto per la libertà di ognuno, perché ognuno di noi potessimo essere liberi. Noi abbiamo pensato che queste parole fossero le più adatte per la giornata e per il momento, anche perché rimangano un domani come coscienza, come un seme. Bellissima la fontana, benissimo dedicarla a lei e sono contenta che con le associazioni abbiamo potuto coordinare e costruire questo evento. Le fontane sono tante, le donne importanti della nostra città e non solo della nostra città sono molte, continueremo nella nostra mission.